A me spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività, però al di là delle battute, insomma, questo è un paese veramente che ci sorprende sempre, ma in negativo. Pensare che ci sia una persona, da quel che ho capito, ha fatto 6.000 accessi, vuol dire che i sistemi anche, diciamo, di controllo sono pieni di falle in generale. Prima di tutto una questione di sicurezza che riguarda da vicino tanti cittadini. Così Luca Zai, a margine di un evento a Padova, commenta l'inchiesta della Procura di Bari con quel dipendente bancario licenziato in agosto, accusato di aver violato i conti correnti di centinaia di politici, VIP e funzionari di Stato. Nell'elenco lo stesso governatore del Veneto, accanto alla Premier Meloni, ai ministri Crosetto e Santanchè. Penso ad esempio che sarebbe utile per noi correntisti, per noi clienti delle banche, magari essere loggati in maniera tale che in ogni momento nel quale qualcuno entra nella tua posizione, tu vieni avvisato con il nome e cognome di chi entra. Questo sarebbe simpatico, magari anche con la motivazione. Sono sicuro che ripulirebbero subito questi furboni che entrano nei conti correnti per guardare. Quanto all'inchiesta stanno emergendo nuovi dettagli. L'ex bancario dipendente di una filiale a Bisceglie è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Gli sono stati sequestrati smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici. Perquisita anche l'abitazione. IPM ha detto di aver agito da solo per curiosità, versione che però è in attesa di riscontro con il centrodestra che fin dall'inizio ha agitato lo spettro del dossieraggio. Speriamo che poi non si riveli che questa attività fosse tutt'altro che dettata dalla follia, ma non fosse magari alimentata da qualcuno che aveva bisogno di fare dossier o altro.